dei Dreamer, quarta puntata, lunedì 15 giugno, anticipazioni. Emre si serve di Sanem per cospirare contro suo fratello Jean, per accaparrarsi un'importante campagna pubblicitaria ed estrometterlo dall'azienda di famiglia. Sanem, per non essere licenziata dal lavoro, si introduce di nascosto in casa di Vit per sostituire una cartella rossa che lei stessa ha dato a Jean, che appartiene a Emre, che contiene dei documenti che possono compromettere sia Emre e sia la sua amante Eileen. Ma Sanem, proprio quando sta per lasciare l'abitazione, viene scoperta da Jan, che, avvicinandosi a lei, riesce a percepire il profumo di fiori che lo lega al bacio di una sconosciuta. Sanem, in panico, riesce a uscire brillantemente da questa situazione, spiegando a Jan che è stato il fratello Nemre a consegnarle le chiavi di casa per recuperare un oggetto che l'uomo ha messo inavvertitamente in una tasca della sua giacca, che Sanem aveva portato in lavanderia. A questo punto Sanem si ritrova con un anello in mano. Commentate pure se la puntata vi è piaciuta. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!